Sì, così si sente, mi avvicino un po', sì. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in Consiglio regionale ai nostri ospiti. Oggi presentiamo una manifestazione importantissima e molto molto sentita sul territorio in particolare veronese, ma è una manifestazione di carattere nazionale e internazionale, che è la Lupatottissima, una corsa, quindi siamo nell'ambito dell'atletica leggera, una corsa che è storica perché è giunta alla 30ª edizione, credo che sia la quarta corsa più longeva in Italia, quindi vuol dire che c'è tanto lavoro e tanta passione dietro l'organizzazione di questo evento al quale io mi sono affezionato perché l'anno scorso sono venuto, ho avuto modo di partecipare e devo dire ho apprezzato, sono venuto di sera, di notte credo, ho avuto modo di apprezzare il grande sforzo, la grande organizzazione, la grande passione, il grande impegno che c'è dietro un evento di questo tipo. Con me ci sono qui oggi il presidente di Mombocar, Alma Chiara Marinello, e il consigliere nazionale FIDAS, Carlo Cantales. Questo perché? Perché la Lupatottina ospiterà quest'anno anche il campionato FIDAL sulla corsa delle 24 ore, corsa alla quale avevo assistito l'anno scorso. È un mondo che fortunatamente vediamo anche dai risultati a livello internazionale in Italia sta prendendo sempre più piede, vuol dire che c'è tanto lavoro, tanta organizzazione dietro, c'è una collaborazione importante quest'anno con la Facoltà di Scienze Motorie di Verona, perché ovviamente sembra scontato dirlo, ma sport e salute vanno di pari passo ed è importante ricordarlo e non darlo per scontato, perché comunque tutti gli studi ci dicono che le persone che praticano sport hanno ovviamente meno bisogno del nostro sistema sanitario, quindi prima di tutto fa bene per chi lo pratica e poi comunque anche è uno sgravio per il nostro sistema sanitario. Sappiamo che come Regione investiamo tantissimo in particolare in sanità. Io ho avuto modo di apprezzare questa disciplina, questo sport, perché mi sono reso conto di quanto è uno sport singolo, perché si corre, ognuno corre con le proprie gambe, però c'è tantissima solidarietà, c'è tantissimo supporto tra i vari atleti. Io quello che mi ha impressionato l'anno scorso quando ho avuto modo di partecipare all'evento della Lupatotissima e ad altri eventi è che anche atleti di squadre diverse si supportano, si aiutano, si danno una mano, è una grande famiglia, quindi credo che questo sia un aspetto molto molto interessante di questa disciplina. Chiudo, perché poi passo la parola alla Presidente di Mombocar, con un ricordo che credo che sia doveroso, nel ricordo del Presidente storico di Mombocar, Giampaolo Aloisi, che è lui che mi ha introdotto e mi ha fatto conoscere questo mondo e sono stato, tra virgolette, rapito dalla sua straordinaria passione, dalla sua voglia di fare, dalla sua determinazione, perché aveva una determinazione non comune, e credo che insomma il ricordo suo continuerà ad accompagnarci e il testimone è passato di mano alla moglie, ad Alma Chiara Marinello, e credo che insomma continuerà, anzi sono sicuro, continuerà a portare avanti insieme a tutta l'associazione il grande lavoro che è stato fatto in questi decenni. Ecco, buongiorno a tutti. Oggi presentiamo la Lupatotissima e, come ha appena accennato il dottor Rigo, siamo arrivati alla sua 30ª edizione ed è al 4º posto in Italia di longevità per le gare di ultramaratona. È una manifestazione di carattere agonistico di alto livello ed è capace di raggiungere nelle sue 6 gare circa 500 partecipanti.
Quest'anno ospita il campionato italiano FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, della specialità delle 24 ore. Tra le etichette di prestigio la manifestazione ha ricevuto quest'anno la label di bronzo FIDAL, la Silver Label internazionale IAU, International Association of Ultra Runners, e la prova del Grand Prix Utah, Associazione Italiana Ultramaratona e Trail. Essa ospita una delle manifestazioni più famose al mondo, avendo ospitato numerosi campionati internazionali. Ricordiamo un mondiale e 3 europei, e anche numerosi record, sia mondiali, continentali e nazionali. Ricordiamo nel 2022 il record mondiale dell'atleta lituano Alexander Sorokin nella 24 ore con 319 km e 614 metri. Ospita inoltre una delle staffette più longeve del panorama nazionale, nelle 3 tipologie 24 per un'ora, 12 per un'ora e 6 per un'ora, ed è sotto egida del Centro Sportivo Italiano. Informazioni più dettagliate potrete trovarle sul nostro sito www.lupatotissima.it, sul nostro profilo Facebook della manifestazione Lupatotissima 2024, dove potrete anche trovare delle foto di archivio ad alta definizione. Vi sarà inoltre durante l'evento una diretta streaming sul nostro profilo Facebook, sempre della Lupatotissima, e vi sarà anche una diretta online tramite il canale YouTube della Utah Italia. E ci fa piacere anche comunicare che tra le voci degli speaker avremo anche il qui presente presidente nazionale Utah Gregorio Zucchinali, e questo ci fa molto piacere. Ecco. Alla realizzazione di questa manifestazione, oltre ai principali enti dell'atletica leggera italiana, avremo, come accennato prima il dottor Rigo, anche la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Verona, che dal 2022 attua delle ricerche all'interno della Lupatotissima di carattere scientifico, e questo per rafforzare ancora di più il connubio sport e salute. Ecco, in questo ambito appunto della Lupatotissima, la Utah ha deciso di festeggiare i suoi 25 anni di federazione e premierà 24 tra atleti e dirigenti dell'ultramaratona, fra cui anche i primatisti italiani delle 3 principali specialità, la 100 km, la 24 ore e anche la 50 km. E verranno premiati anche i fondatori Utah e i primatisti italiani delle 3 principali specialità. E anche, scusate, gli atleti che verranno premiati saranno quelli che avranno ricevuto il maggior numero di medaglie nei campionati internazionali. Tra questi un premio speciale verrà consegnato al veronese Walter Fagnani, che tra l'altro compierà 100 anni proprio 2 giorni dopo la nostra manifestazione, e che è tuttora primatista mondiale della categoria M90 dei 100 km. Il GSD Monbocar, oltre ad aver aderito alla Carta Etica dello Sport regionale, vede anche inserito il palio del Drappo Verde di Verona nell'albo regionale e nazionale delle rievocazioni storiche, palio che è arrivato quest'anno alla sua 605esima edizione. Per ulteriori informazioni vi invito a rivolgervi al qui presente Stefano Scevaroli, segretario del GSD Monbocar, nonché a suo tempo direttore tecnico delle squadre nazionali di ultramaratona. Ecco, oppure potete fare la vostra richiesta sulla nostra mail monbocar@gmail.com, e lì vi daremo tutte le informazioni che vi potranno essere utili. Vi ringrazio. Grazie alla Presidente Alma Marinello. Adesso do il piacere di dare la parola al consigliere nazionale FIDAL Carlo Cantales, che ci ha raggiunto dalla non vicina Napoli, sempre una città di mare, ma insomma ha fatto un viaggio per essere qui, quindi gli diamo il benvenuto e ci fa molto piacere e ci onora la sua presenza.
Sono io a dovervi ringraziare per l'invito, per avermi dato soprattutto l'occasione per tornare a Venezia e soprattutto per conoscere questi spazi bellissimi che ci ospitano oggi e che forse sono la prima vetrina della manifestazione che ormai si avvicina, mancano praticamente meno di 2 settimane all'appuntamento. Ovviamente vi porto i saluti del Presidente della Federazione Stefano Mei, che potete ben immaginare essere preso da 1000 impegni dopo le Olimpiadi parigine, il Golden Gala di qualche giorno fa e anche le imminenti appuntamenti elettorali che ci aspettano nei prossimi giorni. Con piacere, ovviamente, essendo io il delegato alle attività No Stadia, ho avuto il piacere di essere io delegato a raggiungervi questa mattina. Avete raccontato di una manifestazione che giustamente arriva al 30° anno, che è un traguardo non da poco, a volte già soltanto arrivare al 10° per un organizzatore è un grande lustro, arrivare al 30° per di più di una manifestazione che si articola su 6 gare che non sono banali perché, scherzavo prima con Stefano, si parla di 26-27 ore di attività per riuscire a espletare tutte quelle che sono le gare previste, perché ricordiamolo, c'è la 6 ore, la 12 ore, la 24 ore e di ognuna di queste c'è anche la staffetta suddivisa per un'ora per una della 6, della 12 e della 24. All'interno di questo programma poi ovviamente c'è il campionato italiano, un campionato italiano sul quale abbiamo voluto puntare, lo dico anche perché c'è stato un bello scambio all'epoca anche con Gregorio Zucchinali, con il quale abbiamo sempre dialogato in funzione dell'assegnazione dei campionati italiani delle Ultra, ed era un modo anche per riconoscere da parte della federazione la dovuta attenzione, il dovuto lustro sia al 30° anno ma anche alla storia di questo evento che riesce nella sua diciamo peculiarità di distanze comunque a raccogliere più di 500 atleti sulle varie discipline, che cosa davvero rara per questa tipologia di attività di corsa su strada. E quindi ripeto, questo campionato italiano è un merito, una stelletta che va riconosciuta a tanti anni di impegno, anche con una dovuta memoria a chi ha portato avanti questo percorso fino ad oggi, e poi ovviamente anche per riconoscere le maglie tricolori a chi arriverà per primo al traguardo, perché soprattutto alla fine di un anno olimpico, che sia anche di una disciplina che non si corre all'interno di uno stadio, è comunque un bel riconoscimento portare a casa una medaglia, anche perché poi l'attività internazionale della corsa su strada delle Ultra continua fino a fine anno, perché abbiamo appuntamenti internazionali che ci aspettano. Quindi non mi dilungo oltre, se non nell'augurare a tutti coloro che dovranno mettere su questo evento un buon lavoro, ma soprattutto a coloro che verranno qui il 14 e il 15 di potersi godere la bellezza di un territorio come quello veneto, che ospita tantissime manifestazioni di corsa su strada di primissimo ordine. Siamo a Venezia, dove la maratona è conosciuta in tutto il mondo, ma la stessa Verona, come Padova, abbiamo tantissimo che proprio questa regione ospita, però questa è una grande peculiarità e quindi anche chi non dovesse correre potrà venire comunque a viversi una bella esperienza con tutti gli atleti che parteciperanno, con i tifosi, con i tecnici che saranno qui, anche perché, come diceva il consigliere poco fa, è una gara che si svolge anche di notte, quindi uno può decidere anche di passarsi una serata nel segno dell'atletica facendo anche una gita in Veneto. Quindi buon divertimento, in bocca al lupo a coloro che saranno in corsa a questa lupatotissima. Grazie, grazie al consigliere nazionale. Adesso invito qui sul palco il presidente regionale FIDAL Francesco Uguagliati e il presidente nazionale IUTA Gregorio Zucchinali. Ringrazio anche della presenza Stefano Scerbaroli, che è segretario e motore di Bombocar, perché insomma con lui ci stiamo spesso, è sempre molto dinamico, non solo a livello atletico ma anche a livello di impegno e di creatività nel portare avanti queste iniziative. Saluto anche Elvira Agostinelli, che è assistente IUTA. Do la parola per primo al presidente regionale FIDAL. Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio l'ospitalità della Regione, che naturalmente ci offre veramente una location fantastica e che quindi dà ancora più importanza a questa manifestazione e all'atletica leggera in senso generale. Beh, io faccio questa battuta un po' sempre, no Stefano? Nel senso che ho iniziato a conoscere questo mondo quando facevo il direttore tecnico della Nazionale
E con Stefano, io che ho fatto al massimo i 100 metri, sentir parlare di ultramaratone di 24 ore, sono un po' così, sono stato frastornato da questa cosa, però con Stefano abbiamo collaborato molto bene e credo che insomma questa collaborazione sia stata proprio anche per me la conoscenza di un mondo sicuramente diverso. Devo dire la verità che in questi anni, soprattutto nel periodo della pandemia, ma anche successivamente al periodo della pandemia, l'attività di corsa ha sicuramente avuto un'evoluzione notevole, perché certamente il fatto, soprattutto nel periodo in cui un po' tutti ci eravamo in qualche modo blindati dentro casa, uscire fuori e correre era un aspetto diverso, un modo di uscire. E poi è continuato, perché noi come federazione subito dopo la pandemia abbiamo avuto un incremento notevole dal punto di vista dei tesseramenti degli atleti di tutte le categorie, dai giovani fino agli atleti master, e quindi è stato sicuramente una cosa positiva. Poi giustamente, come diceva l'assessore, il fatto di fare attività sportiva dà un più alla nostra salute, ci dà la possibilità di vivere meglio, di conoscere meglio noi stessi, la natura e tutto quello che ci sta intorno. Quindi, al di là del fatto agonistico, che sicuramente è molto importante, il fatto di poter di dar fiato a questa attività, anche se questa è un'attività un po' estrema, diciamo, che è al di fuori di quella della corsa normale delle persone che vediamo correre per strada o sugli nostri argini tutti i giorni, però è una cosa sinceramente molto bella, che dà lustro alla nostra atletica e che sicuramente darà lustro alla società che la organizza da così tanto tempo e che comunque si impegna in modo decisamente fattivo per questa manifestazione. Grazie Presidente. Da un Presidente all'altro, Presidente nazionale Utah. Mi chiamo Gregorio Zucchinali, sono Presidente Utah da una decina d'anni. Devo dire grazie perché in tutti i posti dove mi reco trovo partecipazione, trovo curiosità, perché parlare di attività che vanno oltre la maratona oppure che durano più almeno 6 ore non è di tutti i giorni. Una curiosità, però poi trovo non solo solidarietà ma anche partecipazione, perché quando vado via poi trovo nuovi adepti. Cos'è la Utah? La Utah è un'associazione fatta da volontari che si muovono in modo gratuito e in collaborazione con la FIDA, che ringraziamo, sovrintende a tutte le attività di ultramaratona. In particolare la federazione ha avvocato a sé tre campionati italiani, quello della 50 km, della 24 ore e della 100 km su strada. Il resto l'ha delegato alla Utah. E viviamo in simbiosi, nel senso che c'è una grande collaborazione, visto che gestiamo anche un centinaio di gare in tutto lo stivale. Abbiamo un centinaio di volontari che si muovono e più o meno abbiamo manifestazioni di grande livello, quale che può essere questa manifestazione qui che annota 500 partecipanti, ma anche il Passatore, la classica 100 km che parte a fine maggio da Firenze e arriva a Faenza con più di 3.000 partecipanti, per cui è una disciplina per pochi, se facciamo un paragone ai 60 milioni di abitanti che ha l'Italia, però sono tutti tosti. Oltre a questo io porto i saluti di uno dei miei presidenti, Nadim Khan, perché ho avuto la fortuna di essere proposto dalla federazione qualche anno fa a livello internazionale e di vincere le elezioni
come rappresentante europeo. Adesso stiamo organizzando sempre qui in Italia, probabilmente sarà a Roma per l'anno prossimo il raduno generale, ci stiamo preparando a livello internazionale per il campionato del mondo delle 24 ore che avverrà in Francia. Succede questo, che dopo una manifestazione in Italia, subito dopo arrivano i francesi che vogliono fare meglio. Io penso che non ci riusciranno a fare meglio di Verona, però ci provano sempre. Devo dire grazie alla Regione Veneto di averci ospitato qui in una splendida città, bella Verona, bella Bergamo da dove provengo, però permettetemi che Venezia forse è unica. È unica. Non vado oltre, mi chiamavano quando correvo a piedi e si arrabbiava mia moglie, Don Gregorio, anche perché quando cominciavo a predicare poi, a parlare poi non la smettevo più, però è giusto che dia poi lo stop a quello che vorrei ancora dire e dare appuntamento a chi lo vorrà sul nostro sito aiutaitalia.it per maggiori approfondimenti. Grazie. Grazie a Gregorio Zucchinali e grazie perché è stato perfettamente nei tempi, tra l'altro, quindi perfetto. Vi aspettiamo Verona, quindi il 14 e il 15 settembre diventa capitale dell'atletica. Vi aspettiamo tutti a Verona per seguire la 30ª edizione della Lupatotissima e rinnovo i ringraziamenti a tutti gli organizzatori.